Il punto di raccolta è sempre lo stesso, il piazzale della metro di Marghera, dove i profughi vengono accolti, divisi e smistati. Nelle scorse ore hanno fatto sosta qui 2 bus provenienti da Palermo e Reggio Calabria. Gli sbarchi sono aumentati l'80% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quindi più di 700 migranti dovranno essere ospitati nel Veneto. A Cona l'aria si fa sempre più tesa, cittadini e sindaco si sentono abbandonati. All'interno dell'ex base militare di Conetta comanda il prefetto, le cui scelte ricadono sull'intera popolazione. Quella che doveva essere una situazione temporanea si è trasformato in un vero e proprio campo profughi. Sono in arrivo altre 2 strutture prefabbricate. Nelle scorse ore il primo cittadino ha puntato il dito contro regione e prefetto dicendo di essere stato lasciato solo. La replica di Luca Zaia. Il sindaco ha sicuramente ragione di lamentarsi, ma dire che la regione lo abbandona è fuori luogo, perché la regione non manda gli immigrati, ha già detto in tutte le sedi e protesta perché dice in Veneto non mandateli, abbiamo già dato. Il sindaco sa che ha solo un riferimento, è il governo con il Ministero degli Interni che li manda sul territorio, basterebbe guardare le dichiarazioni degli esponenti di governo per capire chi manda gli immigrati. Al momento possiamo solo che protestare, opporci a questo fatto e proporre soluzioni. La soluzione è quella di pensare che gli immigrati debbano essere aiutati a casa loro, fare i centri di prima accoglienza lì, non qui nelle nostre caserme ma lì in Africa, farli gestire dalla comunità internazionale e solo in quella condizione possiamo, dopo averli identificati, garantire corridoi umanitari ai profughi veri.